New Bike Day Specialized Epic Evo Expert 2021. Matteo con quella bici mi fa vedere il culo! Epic 2021 Evo Expert, colorazione blu, full carbon, sospensioni RockShox montata SRAM, senza tecnologia Brain. Prima uscita con il vero New Bike Day sul Carso Bisontino. Pronti via, subito salita a Quadrivio per provarla su un sentiero conosciutissimo. È già tanta roba. Figo perché la forcella davanti completamente bloccata in salita non fa così tanta differenza rispetto al Brain. Copio bene e non fonda quando spingi. Dietro comunque a trazione, figo. Nessuno parla. Sbaglio linea subito. Destra. Non sbuffare, dai, subito. Beh, linea sbagliata qua, così. Oh, slippery. Bagnatino. Sono a sinistra. Momento doppia Epic. Hardtail. Hardtail sulla destra e full qua. Bello. Ruta. Bene. Non lo faccio mai in salita. Ma è bello questo. È bello in salita tutti e due i lati. Allora, adesso l'ho tenuta in salita tutta aperta, anche davanti, e ci sta lo stesso. Non affonda tanto, non fa tanto wobbing, come si dice, termine tecnico. Non male, figata. E via subito sul misto veloce. Anche qua tutto aperto. Bello perché riesci a spingere, a pompare bene sugli avvallamenti. Comunque sto andando via a 28-29 con un filo di gas bello agile, mi filtra tutte le asperità e mi fa appunto spingere bene. Anche qua tengo il rapportone. Bella!
Forse quella front, questa scodata sul bagnato, non l'avrei salvata. Ho proprio spinto bene con i piedi per riprendere l'aderenza. Avevamo un'idea che era andare direzione Slovenia, salire sul Tersteli, dove sono stato in bici da strada e non era il mezzo adatto, e poi volevo esordire il desiderio di andare a Cerie in mountain bike, però faremo un percorso più facile. Non è la giornata. Andrea, Come i squali, sai vedere? sì, come i squali. Vai dritto, Dan 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 bam. Scontro. Vabbè, quindi percorso più facile. Direzione Polazzo. Dove se bagna se bevi e fuori a biliardo. Oggi sarà un video tutto così. Quindi direzione Polazzo e poi San Martino. Momenti di pausa. Oh, adesso si sale. Vabbè. Sale, sale. Vado. Tanto mi pianto sicuro. No. C'è questo dente su cui mi pianto sempre. Ho sbagliato anche il rapporto. Sono arrivato col rapportone per parlare, vabbè. Vieni qua. Grande! Molli testa a sinistra! Sì, perché a destra sei mollon. Sono arrivato, a parte che ho sbagliato il rapporto, sono arrivato giù con un rapporto duron. Buongiorno. Sbaglio. Gioca anche tu a schiva la pozzanghera. Questa è la stagione in cui anch'io, che sono master in non sporcarsi in bicicletta, non riesco a non sporcarmi. Troppe pozzanghere, troppa acqua, troppa umidità. Vabbè. Comunque non fa male, vedo che fate training che va più piano. Ecco, ecco la spinta. Sembrava strada per andare là. Metto qua in mezzo per la ripresa cinematica. Siamo single per andare su. Proviamo. Proviamo. Quindi niente single track. Ah, quello, pensavo questo. Ok, quello con insenatura a forma di zoccolo di gnu. E via. Lasciamo spazio, prendo un po' di margine. Roccette scivolose
Poi forse sono un po' troppo gonfio di pressioni, perché quando carico il davanti tende sempre un po' a chiudersi. Quindi sono spesso sul chi va là quando mi butto in curva. Ok. Forza qua. Sto a destra, sì, ho visto, molto bella. Mi metto qua in scia di questa Epic Hardtail rossa. Hai visto come sei in tinta con il colore del carso? Sì, Che preciso. Ultimo strappo. Destra, destra. Sì. Destra. Ci siamo. Vado un po' cautino perché il bici scorre veramente tanto. Per assurdo non sono abituato. Dicevo che per assurdo non sono abituato perché la Epic Expert Carbon scorreva sì così, ma essendo molto più chiusa tendevi a stare tanto più sulla bici. Qua veramente ti chiama di andare forte in discesa e di lasciarla correre, cosa che non è assolutamente nelle mie corde. Libero. Il segmento più richiesto da bici. Il segmento
più amato dagli italiani. Sì. Monte San Michele, Mont Saint-Michel. Qualche larga mi fai passare? Grazie. No, 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 vai, vai, tranquillo, ho visto che arriva il telefono, non preoccuparti. Solo che mi sono fatto sentire. Hai fatto bene, adesso mi sposto? Sì, grazie. Sinistra. Da solo? Grazie. No, siamo in 4. Buongiorno. Grazie mille. Gentilissimo, buona giornata. Bello. Eccoci. Ciao, buongiorno. In cima a San Michele, momento social, fottina alla bici nuova e poi in discesa. Andrei mangiata la banana d'ordinanza. E si riparte. Sospensioni aperte, guantino e in discesa. Mamma mia, scavatissimo. Aspettiamo The Boys. Vuoi andare giù di qua? Sì. Sei pazzo! Destra dopo. Wow! E dietro il Destalles succedono sempre cose. Passo interno. Questa dentro la catena. Il
Slittone! Bilancio di fine giro mentre sto rientrando, 40 km con 500 metri abbondanti di dislivello. Allora, non serve dire che la bici è uno spettacolo, quello che mi sento di dire però è che arrivando diciamo da 2 step di Epic, questa è la terza, e soprattutto arrivando dalla Epic con Brain sulla fork anteriore sull'ammo, bisogna un attimo ritornare quasi alle origini, perché la Epic con il Brain tutto automatico effettivamente fa tutto da sola, tu pedali e senti che la bici copia quello che c'è per terra. Qua è un attimo più analogico. Buongiorno. Però è solo abitudine, alla fine cioè la bici va a uno sparo. Sicuramente, come tutte le bici che ho avuto nel primo mese, bisogna un attimo sistemare, tarare un po' le cose. Sospensione a tratti molto morbida e a tratti forse un po' troppo rigida, probabilmente per l'effetto sia della pressione della ruota anteriore che del fatto che la bici ha un angolo sterzo più aperto e più permissiva, ecco, da questo punto di vista. Si sente tantissimo in discesa ed è bello. In salita non mi dava così tanta confidenza, oggi era anche molto umido, quindi da lavorarci. Un classico all'attesa delle stanghe. Passaggio a livello. Voto 10 alla bici, veramente tanta roba. Adesso non resta che mettere chilometri, quindi prima uscitina per prendere confidenza con la nuova Epic Evo 2021. Molto contento, devo un po' riabituarmi alla parte manuale o analogica, se vogliamo, delle sospensioni, arrivando da una bici con Brain all'anteriore e posteriore. Però ci siamo. Ci vediamo al prossimo video. Bomba, ciao.